Rieccoci, gli avvocati stanno interrogando ovviamente il buon Gottardo che finalmente ci ha risposto in maniera un attimino naturale invece di andare in escandescenza. Andiamo da Denis se ha messaggi e se rileggiamo in rigoroso silenzio, grazie, quello che domani non accadrà in fiera dove ci sono i vaccini. Denis. Sì, cominciamo allora con i messaggi, andiamo a leggere altri 4 messaggi giunti dai nostri telespettatori. Il matrimonio crea un blocco mentale, causa un peso che una semplice convivenza invece non fa. Sarà l'importanza di quelle promesse pronunciate. E poi ancora andiamo con un altro messaggio. Sono un padre separato, fortunato per essere riuscito a chiudere questo capitolo, suppongo, rimanendo in buoni rapporti con la madre dei miei figli. Loro devono essere la priorità, spero lo sappiano tutti. E poi ancora, terzo messaggio, sono cambiate le generazioni, un ventenne di oggi non pensa come un ventenne degli anni 60 o 70, qua penso si riferisca al drastico calo, insomma, dei matrimoni. E poi, forse la più grande causa dei divorzi sono i figli, visto che passare da 2 persone a 3 stravolge la vita. Ve lo dico per esperienza, grazie per affrontare questo tema che però mi porta ancora molto dolore. Letti i messaggi, andiamo allora a riepilogare la comunicazione di servizio per gli over 80 della provincia di Padova, quindi coloro che afferiscono al territorio, per intenderci, dell'ULSS 6 Euganea. A causa di ritardi nelle forniture dei vaccini Pfizer, da domani, giovedì 1 aprile, a mercoledì 7 aprile, la somministrazione della prima dose agli ultraottantenni che è sospesa e quindi non si devono presentare. Confermati invece gli appuntamenti per le seconde dosi. Bene, abbiamo dato questa notizia. Mi rimetti, Claudio, Marco e regia, l'ultimo messaggio, perché non è un bel messaggio questo che ho letto. Cioè, i figli riescono a fare anche questo? Chiedo a lei, professoressa. Cioè, perché forse la più grande causa, la più grande dice addirittura, la più grande causa dei divorzi sono i figli. Non le sembra un po' esagerato questo messaggio? Mi sembra per certi aspetti realistico, però, nel senso che... certamente... Ma sono i figli la maggiore, secondo lei? No, non è che sono i figli, sono i cambiamenti che i figli portano nella dinamica di coppia, perché i figli implicano un maggiore investimento di tempo e spazio, se vogliamo anche economico. Mi scusi la domanda, la felicità di averli non supporta tutte le fatiche che lei sta dicendo? La felicità, come dicevo prima, i figli che oggi nascono nelle coppie sono dei figli pensati e programmati, sui quali c'è un fortissimo investimento affettivo, perché il legame che i genitori hanno con i figli è molto forte, ma i figli portano un cambiamento nell'organizzazione del tempo personale. E oggi, come dicevamo, l'orientamento, lo diceva anche il prete che avete intervistato, l'orientamento è al benessere individuale, cioè un orientamento molto forte delle persone al proprio benessere individuale, e i figli costringono, per un tempo che ormai è molto dilattato nel tempo, a togliere spazio a noi individualmente e a investirlo dentro casa, nella relazione di coppia. E fanno un'altra cosa, e l'aggiungo questa. Noi oggi abbiamo delle coppie a doppia carriera che, fino a che non arrivano i figli, nella maggior parte dei casi si gestiscono equamente il rapporto di coppia, dentro e fuori casa, spazi liberi, dentro casa, investimenti. L'arrivo dei figli cambia radicalmente. È vero, è rapido perché devo fare l'ultima domanda, poi devo chiudere. Sì, rapidissimo. Guardate, anche qua, censuratemi quanto volete, ma una verità vera è che nell'ambito della coppia, quando nasce un figlio, di fatto l'uomo passa in secondo piano rispetto alla moglie, e c'è questa tendenza a trascurare. Cioè, prima il marito aveva tutte le attenzioni della moglie. Vero, quando nasce un figlio, signore donne, è vero, ho capito. Scusa, fermo, è vero o no? Signore donne, è vero o no? Ma io penso che questo sia una cosa abbastanza naturale e che è naturale, ma per l'uomo non è naturale. Sentirsi trascurato per l'uomo non è naturale, perché tu investi in una persona. Le è capitato che lei dopo i figli sentirsi trascurato dalla moglie? No, nel mio caso personale no. Io sono stato cancellato. Ma secondo me... Ma tu sei un'eccezione. Sono stato cancellato. Questo però, se fosse così, vorrebbe dire che non abbiamo la maturità per concepire il passaggio da coppia a famiglia. E questo non depone. Tu a una donna gli dici, il classico caso della torre,
butti giù dalla torre tuo marito o tuo figlio? Butta giù tuo marito. Ma dimmi se uno deve fare un paragone a Ma no, ma questo per dirti, Giorgio, per dirti che entrambe le parti sarebbe preoccupante il contrario. non è vero, non è Io vero. pensavo di alzare l'asticella. No, Giorgio, non è vero, perché quando... Ne spiego, avvocato, io pensavo No, davvero Giorgio, di alzare scusami. l'asticella. Se mi fa un ragionamento del genere, che è ovvio che magari in un momento di... ma che domanda No, ma è? ti Ma sto non è dicendo, ma non è neanche da fare una domanda uno del genere. dei motivi per i quali c'è questa disaffezione Non è da fare, mi scusi, sì, avvocato, Giorgio, non è da perché fare. quando È una da donna censurare. diventa madre, l'uomo diventa Va bene, però in è da secondo censurare. piano. Ha ragione l'avvocato Fantin che dirà, ovvio che i figli che nascono sono la... E allora se mi Però chiedi non ho perché, che- se io ma mi non sento vuol dire- trascurato, ma non vuol dire ascolta che ti butta giù Giorgio, dalla se torre, io mi dai. sento trascurato, ok, in famiglia perché tutte le attenzioni sono rivolte, prima bisogno era a delle me coccole. e poi un altro. Poi L'avvocato sui 80 social, anni ha bisogno delle sui coccole. social Ma conosco no, uno ma- che mi dice tu sei la mia unica ragione di vita. Avvocato, Io dico, abbiamo, cara, abbiamo abbassato l'asticella, no, mi no, creda. non è così. Col gioco della torre in questo caso È abbiamo così. abbassato l'asticella. Nell'ultima, prima di concludere, mi sembra di aver capito, intuito che il futuro sarà convivere, la coppia ovviamente non si sposerà sempre meno, però andrà a convivere. Domanda che faccio all'avvocato Fantin, questo comporterà sotto un profilo legale una sicurezza nel mantenimento dei figli, della coppia, se uno dei due non ha lavoro, rimarranno le stesse ovviamente situazioni come una coppia sposata, oppure la convivenza sotto un aspetto legale è diversa? No, per quanto riguarda le tutele nei confronti dei figli non c'è nessuna distinzione tra figli matrimoniali e figli non matrimoniali. Hanno pari diritti nei confronti dei genitori e i genitori hanno pari Invece la doveri nei moglie confronti dei figli, nella parte più debole? La moglie o comunque la parte più, diciamo la compagna. Allora, in una coppia matrimoniale il coniuge economicamente più debole ha la tutela, Esatto, invece ha nella delle convivenza? tutele, in una convivenza no. O meglio, non ha quella forma di tutela rappresentata da un assegno di mantenimento. Con la legge sulle convivenze, che è entrata in vigore insieme alla legge, che è quella anche sulle unioni civili del 2017, si è previsto il diritto del convivente ad avere gli alimenti dal convivente, ma inteso come concetto giuridicamente diverso dal mantenimento. Ecco. Avvocato, sotto un profilo... È per questo, Giorgio, tornando al discorso, ti chiedi perché ci sono tante più convivenze. Perché ormai è un fatto notorio, pacifico, tutti sanno che se uno sposa, fa un matrimonio convenzionale, nel momento in cui è in crisi, se hai una compagna che non lavora, devi mantenere figli e compagna. Convivendo, tu hai solo gli obblighi naturali nei confronti del figlio. Quindi uno dice, perfetto, se non ci credo in Dio, il matrimonio... Ma non è solo questo, semplifichiamo il motivo delle convivenze. In una convivenza c'è la comunione dei beni? Nella convivenza no, non c'è la comunione dei beni. Beh, in realtà i conviventi possono decidere con un contratto. Mi sto chiedendo per avvocato no, i conviventi possono fare un accordo, anche nel quale prevedere anche eventualmente il regime della comunione dei beni o comunque il regime patrimoniale della famiglia lo possono prevedere con un contratto. Ecco, quindi c'è la possibilità in virtù anche deve essere della però legge. Volontario. È ovvio che deve essere volontario. Mentre con il matrimonio è una scelta. Ma però questo punto non è indifferente oggi, cioè la scelta di convivere, una scelta anche legata al fatto che io posso decidere quali sono le regole alle quali si attiene la mia coppia, non mi rivolgo a delle regole imposte dall'esterno. La domanda che ho fatto era in virtù proprio di questo, se c'è la possibilità in una convivenza di fare la comunione di beni, cioè di patrimonio, ovviamente naturale, essendo d'accordo entrambi, ci mancherebbe se uno non è d'accordo, neanche di un matrimonio civile o in chiesa, se uno non è d'accordo non fa la comunione dei beni, ci mancherebbe altro. Come vedi la situazione in futuro per le coppie? Le persone si ameranno di più con i social, si ameranno meno, ci saranno più tradimenti, ci saranno in virtù di questo Covid, perché siamo in un periodo di Covid dove tante separazioni sono nate a causa della convivenza in famiglia di entrambe le persone e ovviamente hanno fatto nascere delle scintille, tant'è che si sono separate. Ecco, come sarà il futuro secondo te? Più o meno simile al passato in realtà, ci sono centinaia di anni di letteratura, nonostante un'incombenza della Chiesa Cattolica Romana ben più pesante nei secoli scorsi rispetto a questo, che ci raccontano che le coppie si sono sempre tradite. Certamente è più facile farlo ora, mettersi sul mercato e scoprirlo. Perché basta dormire con il sonno un po' più pesante e farsi scoprire la password del cellulare e tu sei finito.
sei finito Sei nel separato. giro di mezz'ora. Per colpa. È come avere un carabiniere in Ho tasca. capito, ho chiesto una domanda. Una volta un romanzo ti stasera spiegavi a moti e lo sapevano. sapevano solo un paio di Me la sono persone. cercata questa sera con Il voi prete due, se ti devo dire la confessavi. verità. Me la sono proprio cercata con voi due. Io volevo Ti fare sono una trasmissione, mancato, però. Spiegare, No, ma spiegare. lo ovviamente, diciamo ai sorridendo, ma è la telespettatori, verità. perché mi lasci Purtroppo finire, è la spiegare verità. ai Dopodiché telespettatori. io sono convinto che mio papà, che non aveva Facebook, qualche corno a mia mamma probabilmente l'ha messo lo stesso, solo che lo sa lui e la sua amante. Va bene, detto questo ti sei tolto un altro sassolino No, dalla insomma, scarpa? anzi, voglio dire. quasi quasi me lo auguro in realtà. Va bene, non ne veniamo più fuori. Cosa deduce lei in questa No, io, associazione? scusa Giorgio, volevo sapere, faccio una domanda a lui, ma secondo te perché non esiste un'associazione donne separate? Questo Perché? mi ero ripromesso di non dirlo. No, dillo invece, perché è una curiosità. Sai che le abbiamo cercate noi nel preparare questa Infatti, trasmissione? non ci sono. 3 giorni che stiamo cercando delle associazioni Dico la verità o quando dico simili. che chiamano Io- me le madri separate Ma perché per non esiste chiedere una informazioni. soluzione? Perché sono la parte più forte forse nella Ma, separazione? no, non è Per questo. certi versi sì è così, ma è vero che poi le separazioni conflittuali, come dire, si sta male da tutte e due le parti Sì. e l'impoverimento c'è comunque da entrambe le parti, sì. forse in misura minore per una mamma perché Perché può godere... Tosato, allora devo chiudere, perché non ci sono queste donne che fanno... Ma probabilmente perché esistono associazioni di donne, non esistono associazioni di madri. Probabilmente il ruolo di madre non è più ma c'è considerato dalle l'associazione donne donne. contro la violenza, donne di qua, Le donne di là. donne contro la violenza, sì, ma donne con la non esiste, separazione? non esiste l'associazione esiste. di donne madri perché il ruolo di madre non è più considerato decisivo per la vita di una donna. Chiuso. Sì. È questo Forse che non volevi anche dire. però, se posso aggiungere, è anche vero che le associazioni dei padri separati sono nate in un momento storico in cui i padri avevano meno diritti e quindi hanno avuto la necessità di organizzarsi in associazione per portare avanti delle istanze che poi hanno portato alla legge sull'affido condiviso. Giusto. No, la nostra associazione esiste da 30 anni quest'anno. Esatto, no? In un momento storico in Perché? cui non c'erano questi diritti, cioè prima dell'affido condiviso i bambini venivano affidati in modo esclusivo nel 90%, 95%. 99 no, però penso Era il 95%. 96 Ecco, la ecco. percentuale Anch'io corretta. ricordo questa percentuale perché c'erano tutta una serie di Devo situazioni. chiudere, è stata una puntata lunga, snervante da Ti parte è di due piaciuta? soggetti. Ti è piaciuta? Da due soggetti che davvero Dimmi la verità, ti è piaciuta? No, non devo Sei giudicare, soddisfatto? non devo giudicare io. No, Guarda, sei io soddisfatto? credo che qua l'arbitro e chi dà il giudizio ed è inappellabile Sì, è è il Gottardo. pubblico. No, No, è il Gottardo, pubblico. può darlo Io solo chiedo a te se Gottardo. sei soddisfatto. Delle volte sì, delle volte meno. Stasera se sei Delle volte sì, delle volte meno. Lei mi può dire con chi delle volte sì e con chi delle vabbè, volte quello è meno. pacifico, E dai. allora saluto e ringrazio l'avvocato Patrizio Agnello, Buonanotte grazie per essere a con tutti. noi. Saluto la professoressa di sociologia della famiglia all'Università di Padova, Barbara Segato. Professoressa, grazie. Buonanotte a Grazie tutti. Alberto Cottardo, sei più calmo. Alberto. Vengo solo a quelli di calcio. Sì, però D'ora stai in più- stai poi più solo calmo, a no, quelle di calcio. Stai più calmo, devi stare più calmo, ho capito il tuo compito, però devi stare più calmo. Beh, anche lui è un momento Saluto delicato, e ringrazio l'avvocato Valentina Fantin, grazie di essere stato con noi. Grazie a lei. Saluto anche Alessandro Tosato e l'associazione Padri Separati. Davvero grazie a tutti di essere stati qui questa sera, grazie anche a Denis della redazione. Grazie anche da parte mia, ovviamente grazie ai nostri telespettatori che hanno interagito con noi questa sera, ovviamente ci scusiamo insomma come facciamo ogni mercoledì se non siamo riusciti a leggere i messaggi e i contributi da parte di tutti i telespettatori. Pensavo, volessi dire ci scusiamo perché c'è Gottardo io. Io sono- Abbiamo scherzato. Meno male che- Buonanotte, vi ricordo domani l'appuntamento 12:15 con il nostro telegiornale, rapporto di informazione dove vedremo notizie del territorio anche di questo maledetto Covid. Come avete sentito gli ultraottantenni la prima dose di Pfizer non è arrivata, speriamo arrivi il più presto e che iniziamo davvero a risolvere questo problema che è davvero terribile. Buonanotte a tutti.